Più decessi, più malattie cardiovascolari e un'incidenza di tumori superiore alla media, specie a reni e testicoli. Nell'area rossa dei PFAS, 30 comuni in 140 km quadrati, tra le province di Verona, Vicenza e Padova, in 34 anni si sono registrate quasi 4.000 morti in più rispetto alla media prevista. Tecnicamente tassi standardizzati. È come se fosse sparito un comune di piccole dimensioni, dice Annibale Biggeri, professore di statistica medica all'Università di Padova, autore di una nuova ricerca sulle cause di morte nelle zone contaminate da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Health. Lo studio, realizzato da Biggeri con il suo gruppo di ricerca dell'Ateneo Padovano in collaborazione con il Registro Tumori dell'Emilia-Romagna e il Servizio Statistico dell'Istituto Superiore di Sanità, fa parte di una consulenza affidata dalla Regione Veneto, che ha finanziato lo studio con 39.000 euro, all'impresa sociale Epidemiologia e Prevenzione, di cui Biggeri è presidente, e su esplicita richiesta dei ricercatori sono stati coinvolti i cittadini del territorio attraverso il gruppo Mamme No PFAS. Abbiamo studiato il periodo tra il 1980 e il 2018, spiega il docente, 38 anni che permettono di valutare dai nati di inizio Novecento ai primi degli anni 80. Le date non sono casuali. ARPAV ha sancito che nel 1984 sono iniziati i versamenti di PFAS nelle falde acquifere, con epicentro il Vicentino, dove era attiva Miteni, azienda chimica che produceva composti perfluoroalchilici. Ebbene, emerge che ci sono stati 3.890 morti in più dei previsti e siamo stati molto prudenziali, continua Biggeri. Complessivamente i decessi sono stati 51.621 contro i 47.731 che i ricercatori si sarebbero aspettati, in sostanza uno in più ogni 3 giorni. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 7 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda i morti di PFAS o i morti con PFAS, potrà dire qualcuno. Sta di fatto che la ricerca svolta dal professor Biggeri e dal suo team fa emergere come ci siano una serie di patologie correlate all'esposizione da PFAS, patologie che avrebbero prodotto in 30 anni appunto 4.000 morti in più. Sono aumentati tumori e cardiopatie. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi, in un articolo di Gloria Bertasi, poi vedremo anche il Gazzettino. I comitati No PFAS chiedono ancora una volta di bandire l'uso di queste sostanze, ma vediamo il riassunto del Corriere del Veneto. I PFAS, cioè le alchiliche perfluorate e polfluorante, sono un gruppo di 4.700 sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate nei prodotti a uso domestico che nel tempo si accumulano negli esseri umani e nell'ambiente. Il 29 maggio 2013, a seguito di uno studio di CNR IRSE, il ministro dell'ambiente comunicava alla regione Veneto che nelle acque potabili di alcuni comuni la concentrazione di PFAS era a livelli preoccupanti. La contaminazione delle acque superficiali di falda e degli acquedotti ha avuto come fonte principale lo scarico industriale della Miteni, industria chimica a Trissino nel Vicentino. Ebbene, nel 2017, 4 anni dopo quindi l'allarme del Ministero dell'Ambiente, c'è stata la chiusura dell'impianto. L'area rossa per la contaminazione si estende per 190 km quadrati tra Verona, Vicenza e Padova, coinvolge circa 350.000 abitanti. Sono in corso ancora interventi di messa in sicurezza di bacini e falde. A che punto siamo? Si chiede il Corriere del Veneto con un articolo di Rebecca Luisetto. Il caso è esploso nel 2013, sono ancora sotto processo gli ex manager di Miteni. Entro fine anno è attesa la sentenza, le parti civili sono 300. Una vicenda quindi che è durata anni, decenni in realtà, se si pensa a quando è iniziata la contaminazione. Durerà ancora molto, gli strascichi sono lunghi, ma vediamo il Gazzettino di oggi. PFAS in Veneto, la ricerca, in 34 anni 3.890 morti, analisi dell'Università di Padova con Istituto Superiore di Sanità IS, Regione Emilia-Romagna e Mamme dell'area rossa. Ogni 3 giorni un decesso più della media,
malattie cardiovascolari di rene e testicoli. I numeri della contaminazione, vediamoli subito: 30 i comuni della zona rossa fra le province di Vicenza, Verona e Padova, 51.621 i decessi osservati fra 1985 e 2018, in base alla media però ne erano attesi 47.731. Come abbiamo già visto, 2013, l'anno dei primi allarmi, lo ricorda anche il Gazzettino, sulla presenza delle sostanze in Veneto. 15 i manager o ex manager di Miteni e delle controllanti Mitsubishi e ICG a processo dal 2019. Ma torniamo allo studio. È stato osservato l'aumento del rischio fra i più giovani, invece le madri sono più protette rispetto ai feti. L'articolo sul Gazzettino è di Angela Pederiva. Il Gazzettino intervista anche Francesca Russo, la capa della direzione prevenzione e sicurezza alimentare e veterinaria della regione. Lei è specialista in igiene e medicina preventiva. Cosa dice? Il piano di sorveglianza ha mostrato un calo del 62%, ora il nuovo studio. La presa in carico mira ad evitare che le persone con elevati livelli vadano incontro a patologie croniche. L'installazione di filtri a carbone negli impianti di potabilizzazione si è rivelata una misura efficace, dice anche sempre Francesca Russo. Anche il Gazzettino ricorda che entro fine anno è attesa la prima sentenza sull'inquinamento, quindi la sentenza di primo grado del processo Miteni. Il procedimento penale è in corso dal 2019 davanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Come abbiamo visto, imputati sono 15 manager o ex manager dell'azienda di Trissino e delle controllanti Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors Group, accusati a vario titolo di reati quali disastro ambientale, gestione dei rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, avvelenamento delle acque e diversi illeciti fallimentari contestati dalla Procura Berica per il periodo compreso fra il 2013 e il 2018. Su cosa punta la difesa? Naturalmente sul fatto che i dirigenti non sarebbero stati consapevoli della pericolosità dei FAS e che all'epoca mancavano limiti di concentrazione nell'acqua, li visti per legge naturalmente, che all'epoca non erano invece stabiliti. Ma le 318 parti civili sono determinate a dare battaglia, tra loro figurano anche la regione, i ministeri della salute e dell'ambiente, i residenti, a cominciare dalle mamme no FAS, i consorzi Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Veronesi e Acque Venete. Continueremo a seguire questa vicenda e vedremo come si concluderà. Nel frattempo, naturalmente, 4.000 morti in più in poco più di 30 anni, uno in più al giorno, in sostanza uno in più ogni 3 giorni, chiedo scusa. Uno studio davvero preoccupante, ma voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Ed è la pagina della politica regionale. Partiamo dal Gazzettino. Autonomia, Zaia assicura pronte le bozze di intesa. Il provvedimento passerà se prima o dopo le europee, non ha importanza. Rimpasti di giunta, dice Zaia, aspettiamo il voto e gli equilibri tra i partiti non muteranno. L'articolo è di Alda Vanzan per il Gazzettino. I quotidiani del gruppo NEM invece, sempre dedicando a Zaia la prima pagina della politica regionale, che è anche la pagina 2 in effetti del quotidiano, quindi in assoluto primo piano. Il titolo è questo: Europa e rimpasti, per Zaia l'ipotesi di un ritorno all'agricoltura, strada possibile se Lollobrigida diventerà commissario UE. Ma per il governatore rimane in piedi la soluzione Venezia. Una delle ipotesi circolate nelle settimane, nei mesi scorsi, è quella che Zaia, al termine del suo terzo mandato da presidente della Giunta regionale del Veneto, non potendo candidarsi, avendo già di fatto approfittato di una sorta di deroga, l'unico presidente di regione in Italia ad aver raggiunto il terzo mandato quando la legge prevede il tetto dei 2, ebbene, arrivato a fine corsa, Zaia il prossimo anno potrebbe candidarsi sindaco di Venezia. Ma oggi, in questo retroscena firmato da Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM, si parla di una nuova ipotesi, un ritorno all'agricoltura, cioè un ritorno al Ministero dell'Agricoltura. Zaia è già stato ministro dell'agricoltura in uno dei governi Berlusconi, strada possibile se Lollobrigida diventerà appunto commissario europeo. Lollobrigida che attualmente ricopre l'incarico appunto di ministro all'agricoltura. Nel quadro dei cambi ci sarebbe anche la sostituzione di Santanchè in caso di un suo rinvio a giudizio. Parliamo qui appunto del governo, naturalmente del Consiglio dei Ministri, ma resta un grande punto di domanda sul futuro
politico del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che peraltro più volte ha detto che al termine del suo mandato potrebbe anche fare altro, occuparsi di cavalli, ha detto in molti casi, e chissà se avrà davvero il coraggio di dire basta a questa avventura politica che lo vede impegnato da decenni, dagli anni 90, nei incarichi di primo piano nelle istituzioni regionali e ancora della provincia di Treviso, voltare pagina magari per dedicarsi a altro. Lo vedremo comunque l'anno prossimo. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi tornando sulle pagine del Corriere del Veneto con una notizia che riguarda invece l'energia, l'ambiente. L'articolo è di Martina Zambon: il fotovoltaico dilaga in Polesine, pannelli come su 211 campi da calcio. Al via ora il più grande impianto mai autorizzato in Veneto, ma sotto ci si potrà coltivare. Vediamo il punto. La legge regionale sul fotovoltaico fissa alcuni limiti per l'installazione di impianti fotovoltaici al suolo. Alle province è stato demandato il compito di mappare le aree idonee e non. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che vieta l'autorizzazione di impianti che consumino suolo agricolo. Via libera invece agli impianti che consentano di continuare a coltivare sotto i pannelli, il cosiddetto agrivoltaico. Consentiti anche gli impianti sui tetti degli edifici agricoli, le norme non sono retroattive. E insomma la notizia è che in questi giorni in Polesine partirà la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico, in questo caso agrivoltaico, della regione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.